Con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato quella che in gergo tecnico si definisce deliberazione amministrativa per indire un referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale di Camera e Senato. Per il presidente Zaia, il Veneto ha dato un bel segnale nella direzione della governabilità con un modello riconducibile a quello vigente nelle regioni. Chi conquista la maggioranza, prendendo anche un solo voto più degli altri, ha detto Zaia, ha diritto ad avere una maggioranza qualificata per governare. La proposta referendaria è stata lanciata a livello nazionale dalla Lega. C'è la volontà da parte di 5 consigli regionali a livello nazionale nel portare avanti questa battaglia. Noi oggi per primi l'abbiamo votata a maggioranza. Speriamo che nelle prossime ore anche la Lombardia, il Friuli, il Piemonte, la Liguria e la Basilicata possano votare questo importante provvedimento e poi ovviamente aspetteremo la sentenza da parte della Corte Costituzionale se autorizzerà o meno questo importante referendum. Il Veneto diventa così la prima regione delle 5 necessarie ad aver approvato la richiesta di referendum abrogativo della legge elettorale nazionale. Il prossimo lunedì, se arrivano appunto anche gli altri consigli regionali, depositeremo questa richiesta di referendum per far sì che ci sia un'elezione di tipo maggioritario dove viene indicato chiaramente nel collegio il nome di un candidato ed essere certi che l'elezione dia un risultato immediatamente alla chiusura delle urne. Molto scettiche le opposizioni sia nel merito che nei modi in cui la deliberazione è passata a Palazzo Ferrofini. E dopo essere stata per lunghi anni a favore del proporzionale, improvvisamente si è convertita a Pontida per il maggioritario, ma è un maggioritario falsato che darebbe a un solo partito anche il 100% dei seggi. È una legge da Bulgaria, ma prima della caduta del muro di Berlino. Noi siamo sempre favorevoli al referendum, ma qui non si tratta di una proposta referendaria, questa è una pura sceneggiata politica che si infrangerà contro la Corte Costituzionale di qui a breve. Quindi non abbiamo deciso di prestarci a questa opera puramente mediatica. Polemiche respinte dalla maggioranza. È un modo per riportare ai cittadini la potestà di decidere sulla propria legge elettorale. Questo accadeva oggi in Consiglio regionale. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a 20:10. Dunque il Veneto, che è la prima delle regioni a votare per chiedere questo referendum abrogativo. Partiremo da qui per parlare di politica, ma poi scenderemo sul territorio, ma poi quello che accade a livello nazionale, la politica, la cosiddetta politica con la P maiuscola, ha i suoi riflessi sul territorio locale. Lo facciamo con il sindaco di Belluno. Buonasera, Jacopo Massaro. Buonasera, buonasera a voi. Un sindaco di Belluno che non è solo un amministratore, è in primis un amministratore, ma è anche politicamente una voce importante del territorio del Veneto e anche una coscienza critica del centro-sinistra, più volte insomma intervenuto, e ne parleremo. Allora intanto le chiedo cosa ne pensa insomma di questo sì, di questa votazione, sì da parte ovviamente della maggioranza, e insomma è bene avere un sistema elettorale maggioritario? Ma diciamo che ci sono due aspetti rispetto a questa questione. Il primo aspetto che esiste è il problema della rappresentatività, cioè il fatto che oggi i vari sistemi non ci hanno garantito sufficientemente, in passato in effetti è stato, diciamo, invece è stato garantito meglio, non ci garantiscono oggi sufficientemente la rappresentatività, cioè quel legame che viene ritenuto indispensabile fra l'elettore e la persona eletta, e quindi in qualche modo si sente diciamo più vincolato rispetto alle scelte che dovrà portare avanti in Parlamento a quelle che sono state le sue posizioni in campagna elettorale. Quindi questo sostanzialmente pone un ostacolo fra la dottrina di partito e sostanzialmente l'elemento della rappresentatività in Parlamento. Poi però c'è un'altra questione invece che credo sia più attuale, che è la questione dell'accanimento secondo me dei vari partiti sui vari modelli, quello proporzionale, quello maggioritario, il sistema alla francese, la tedesca eccetera, che purtroppo oggi sono oggetto quasi sempre di, come possiamo dire, di adesione a seconda delle convenienze. Oggi la Regione delibera per favore del referendum per abrogare un sistema elettorale attraverso cui i parlamentari della stessa maggioranza della Regione del Veneto, cioè della Lega Nord, sono stati eletti, e questa modifica viene richiesta adesso che non sono più al governo e non è stata richiesta prima, o comunque non c'è stato un disegno di legge. Questa cosa. Sì, chiaramente, ma io non è una polemica questo, intendo dire però che c'è un po' un'abitudine italiana, a mio modo di vedere, di modificare le proprie posizioni sulle leggi elettorali a seconda delle diverse convenienze. Io penso che invece il punto di riferimento da cui ripartire sia
la necessità della rappresentatività, punto 1. Punto 2, sicuramente una modalità attraverso cui garantire una certa governabilità. Questo lo dico da sindaco che viene eletto direttamente dai cittadini, risponde direttamente ai cittadini, però ha una maggioranza diciamo precostituita. Però terzo aspetto, sicuramente dobbiamo garantire anche un sistema di contrappesi, e cioè io dico sempre che penso che a tutti coloro a cui non piace Renzi farebbe orrore l'idea di un governo monocolore Renzi, a tutti quelli a cui non piace Salvini farebbe orrore l'idea di un governo monocolore di Salvini oppure di Di Maio. Ma secondo lei nella bilancia pesa di più questo o pesa di più il fatto di avere la possibilità di avere un governo e di non avere situazioni come quella che si è creata nel marzo dell'anno scorso con un'assenza di un vero vincitore e quindi la necessità di fare un contratto che poi si è rivelato essere un contratto fallace, oppure un'altra situazione come quella odierna che è comunque particolare? Certo, allora diciamo che io credo che si dovrebbe riprendere in mano i manuali di diritto costituzionale e i manuali che parlano dei sistemi elettorali. Esistono delle formule, esistono dei sistemi che garantiscono un sufficiente contemperamento fra gli strumenti diciamo, di bilanciamento costituzionale, proprio per fare in modo che le persone non diventino il re incontrastato di un paese, ma contestualmente garantiscano un'elevata rappresentatività e anche una sufficiente garanzia per poter governare. Ci sono dei sistemi, esistono, bisognerebbe riprendere in mano quelli. Quello che credo sia da criticare oggi è che i vari partiti, anziché fare uno studio serio su questi temi qua, ed è una cosa che è sicuramente alla portata dei vari gruppi parlamentari, mi sembra che siano un po' più invece spinti dall'idea di scegliere il sistema elettorale che meglio si adatta al sondaggio ultimo che è stato fatto. Questo è il vero grande dramma italiano. Lei prima ha citato Renzi, cosa ne dice di questa Italia Viva? Ma onestamente penso che sia un progetto forse un po' tardivo, perché se doveva nascere probabilmente poteva nascere precedentemente. In questo momento credo che sia un'operazione che qualunque cittadino medio capisce poco. Non mi sembra un'operazione... È un'operazione che ha sicuramente un senso politicamente parlando per quanto riguarda i sistemi partitici, i sistemi di spartizione del potere ma anche di capacità di governo di un paese. Contestualmente non è un'operazione che il cittadino medio può capire. Non credo che se fermiamo per strada 10 persone e chiediamo loro che cosa pensano della scissione del PD nel partito di Renzi diranno non saprei e onestamente mi interessa molto poco. Poi detto questo, questa è un'operazione che è stata fatta adesso e vediamo in questi anni che cosa verrà costruito da Renzi, dal suo gruppo, e cosa costruirà il PD e tutto il suo entourage. Peraltro lei, per questo parlavamo anche di coscienza critica, qualche mese fa fu uno di quei sindaci che fece la famosa lettera ai vertici del Partito Democratico per chiedere che i sindaci diventassero protagonisti, insomma, per la loro esperienza. Ecco, rispetto a quella lettera qualcosa secondo lei è cambiato nel PD oppure no? Allora, diciamo che ci sono stati degli elementi di apertura che non si possono negare. Veniamo da una precedente esperienza di governo, l'ultimo governo, che aveva relegato in qualche modo gli enti locali, i sindaci, i comuni a un'articolazione quasi scomoda del paese, che però si dimenticava di un aspetto importante. I comuni gestiscono circa il 90% dei servizi ai cittadini e lo fanno con il 7,6% del budget, cioè della spesa diciamo, nazionale. Quindi siamo gli enti invece, credo, a cui si dovrebbe dare più peso. Questo nuovo governo nasce, a mio modo di vedere, con una impostazione fortemente partitocentrica e romacentrica, però bisogna essere sinceri, c'è stata una forte apertura rispetto ad alcune istanze da parte dei sindaci. Noi abbiamo lanciato l'idea di un'agenda urbana, di alcune tematiche che devono essere affrontate, abbiamo anche detto che sarebbe opportuno che al governo ci fosse qualcuno che conosce le tematiche dei sindaci, e c'è un esponente come Achille Variati, sottosegretario di governo, che rappresenta oggi sicuramente la garanzia del fatto che c'è un uomo che capisce le tematiche e le dinamiche dei comuni. Quindi un passo in avanti sicuramente è stato fatto, adesso però dobbiamo vedere dal punto di vista pratico che cosa cambierà. Io ricordo sempre un elemento che è questo: i sindaci sono così scomodi che sono l'unica articolazione dello Stato, sopra i 20.000 abitanti, che non possono candidarsi da nessuna parte se prima non si sono dimessi. Quindi un parlamentare si può candidare a sindaco, a presidente della regione, a consigliere regionale, un consigliere regionale può fare altrettanto, i sindaci non possono candidarsi da nessuna parte, e questo dà un po' l'idea di questo forse timore che può esserci nei confronti dei sindaci nel fatto che il rapporto che loro hanno con i cittadini, molto diretto e molto stretto, possa tramutarsi poi forse in consenso.
A proposito di sindaci, in questo caso di ex sindaci, visto che ha parlato della scelta di Renzi, poi c'è un'altra scelta, quella dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, che riparte con la sua officina. C'è stato qualche dubbio sollevato dai suoi anche ex colleghi, insomma, di governo a Treviso. È venuto qui ieri sera proprio l'ex sindaco di Treviso. Lei ha aderito a questa iniziativa, e perché e come la vede? Io ho aderito perché credo che in questo momento una delle grandi emergenze che abbiamo a livello nazionale, ma anche in Veneto, sia la totale assenza di luoghi in cui si possa discutere. Ci troviamo in una situazione in cui di fatto la discussione è relegata ad una baraonda infinita sui giornali e sui media. I giornalisti fanno il loro lavoro correttamente, ma i politici non fanno il proprio lavoro come dovrebbero. E ci troviamo in una situazione in cui non si capisce sostanzialmente niente e ciascuno di noi, o comunque persone impegnate direttamente nell'amministrazione e nella politica, oggi porta avanti la propria idea, la difende sui giornali, si offende quando viene attaccato, ma non trova un luogo dove discuterne. I partiti si sono, ahimè, svuotati completamente di questo ruolo, un po' da tutte le parti, guardo anche la Lega Nord, oltre che il PD. Io parlo sempre del PD perché, provenendo dal PD originariamente, ovviamente sono più autocritico, no? Penso che prima di criticare gli altri si debba criticare maggiormente la propria area, la propria zona. Ecco, credo che si siano svuotati completamente nella discussione seria, si è spostato tutto sui tatticismi interni, anche all'interno della stessa Lega Nord, vediamo con Salvini se ha fatto bene, ha fatto male, viene un po' messo in discussione. In verità noi abbiamo bisogno fortemente di discutere dei temi delle nostre comunità locali, dei temi dell'Italia, ci sono tematiche importantissime che non vengono affrontate attualmente e quindi vengono relegate esclusivamente a spot elettorali. Non c'è il rischio che venga vista questa iniziativa come la formazione di un movimento? Lui ha detto, ha specificato, non sarà una lista, non sarà un comitato elettorale per nessuno, però insomma c'è la sensazione che qualcuno può avercela. Ma, onestamente io conosco piuttosto bene Giovanni Manildo. Quando si parte dicendo no, creiamo un movimento, poi diventa qualcos'altro, no? Io conosco piuttosto bene Giovanni Manildo per ovvi motivi di, come possiamo dire, di lavoro, e l'ho sempre ritenuto una persona che quando dice una cosa effettivamente la rispetta. Non nasce con questo intento. Io conosco un po' di persone che sono in questo comitato e garantisco che non è nato con questa idea. Nonostante questo dico anche che se fosse nato con l'idea di costruire qualche cosa un domani, come dicevo prima, poiché mancano i luoghi di discussione politica, se da un luogo di discussione politica nascesse una proposta politica andrebbe bene lo stesso, ma lo sto facendo in astratto perché non è questo il caso. A proposito, adesso scendiamo un po' sul territorio, però agganciamoci sempre alla regione. Questa settimana è stata la settimana dell'incontro, lunedì, abbiamo seguito in diretta, del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con il Governatore Zaia. Ci sono sensazioni di ottimismo, chiaramente c'è sempre stata sensazione di ottimismo all'inizio, poi abbiamo visto poi come sono andate le cose con l'autonomia. Un passaggio importante che ha fatto il Ministro Boccia, ecco, vediamo le immagini di quel giorno, è stato questo: la lotta alla diseguaglianza è la priorità, perché ha sottolineato, e questo ci ha colpito, non è solo una questione tra regione e regione, anche nella regione Veneto ci sono delle realtà diverse, e ha citato Rovigo e Belluno come, diciamo, realtà che hanno certamente esigenze e mezzi diversi rispetto a Padova e Venezia. Questo è stato un discorso importante per lei? Direi assolutamente fondamentale, perché il referendum regionale è stata un'occasione di democrazia importante sicuramente, però a mio modo di vedere nasce in un momento storico probabilmente tardivo, nel senso che le regioni erano nate come enti che dovevano programmare, sono diventati enti che gestiscono, quindi sono diventati dei piccoli ministeri molto burocratici, per cui l'idea astratta di dare più poteri a un ufficio molto burocratizzato non mi entusiasma per niente. Se invece questo significa spostare responsabilità vicino alla gente, allora mi va bene. Però all'interno di questo, in provincia di Belluno, almeno io sicuramente, ma gran parte della popolazione ha aderito convintamente al referendum sulla Regione Veneto, sull'autonomia della Regione Veneto, perché all'interno di questa era prevista l'autonomia della provincia di Belluno, che noi ancora non abbiamo visto. Su questo, ecco, assolutamente c'è nulla. Lettera morta? Attualmente è lettera morta. Io ho fiducia comunque nelle istituzioni, Zaia dice portiamo a casa quella regionale, poi dopo da questa noi passeremo a quella di Belluno. Io mi auguro che sia così, sono abituato a dare credito e non fare polemica preventivamente, però dico anche che Belluno è l'unica realtà italiana sostanzialmente che ha la grande particolarità di essere transfrontaliera come provincia e di avere lo stesso identico territorio
del Trentino Alto Adige, della parte alta del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, ed è l'unico che non ha alcuna forma di specialità e soprattutto non ha le risorse adeguate. Cito sempre un dato molto importante: quando guardiamo le risorse pro capite, noi siamo ampiamente sotto la media sia regionale sia rispetto al confronto con i nostri vicini, anzi queste sono assolutamente impossibili da confrontare. Quando lo guardiamo per chilometro quadro siamo alcune volte ad un 27esimo delle risorse che hanno i nostri vicini. Le 27 volte le nostre risorse per il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia non sono uno sperpero di denaro, sono ahimè i soldi che servono per gestire un territorio montano, e quindi credo che questo tema debba essere affrontato. So che passiamo sempre per dei rompiscatole, però qualche ragione ahimè ce l'abbiamo. Allora, pubblicità e poi ci addentriamo in città. A Belluno ce n'è da discutere. Eccoci in studio in diretta con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Abbiamo visto un po' tematiche regionali e politiche, andiamo sul territorio, andiamo sulla città. E allora, si sente un po' sotto assedio in queste settimane? Prima domanda, perché chi non avesse seguito insomma, la vicenda, c'è una vicenda intensa, possiamo dire così, come intenso penso che sarà il prossimo Consiglio Comunale venerdì, nel quale l'opposizione dovrebbe chiedere le sue dimissioni. Con una mozione di sfiducia sul caso InLab, una società onlus che secondo l'accusa di una parte dell'opposizione è stata agevolata, sarebbe stata agevolata perché il direttore di questa onlus è il suo capogruppo di maggioranza. Conflitto di interessi, deve dimettersi. È una polemica insomma abbastanza forte, lei ha già risposto un po' in questi giorni, ma intanto venerdì che accadrà? Ma venerdì esattamente non so che cosa accadrà, nel senso che mi era stato detto che sarebbe stato, o almeno avevo letto dai giornali e in televisione, che sarebbe stata depositata una mozione di sfiducia nei miei confronti, non è stato fatto. Quindi ancora non c'è? Non è all'ordine del giorno, non è stata presentata, mi pare che la debbano presentare prima perché non può essere discussa al momento, almeno questo dico a memoria. Se così dovesse essere la prendiamo, cioè, voglio dire, a un certo punto fa parte esattamente del gioco delle parti, quindi è assolutamente normale che sia così, anche se onestamente fa un po' parte del gioco delle parti, scusate il gioco di parole, però diciamo fa parte un po' di un vecchio modo, insomma, no? Io mi ricordo ai tempi che furono i partiti funzionavano un po' così, si diceva che nulla funzionava, si attaccava il sindaco in generale un po' su tutto, poi si buttava là un po' di fango dicendo che c'era qualcosa di non chiaro e poi si chiedeva le dimissioni. È uno schema che conosciamo e ci sta nella logica, nella dialettica politica. Ecco, il nostro progetto civico era nato proprio per combattere in questo modo. Facciamo un attimo di chiarezza, allora, c'è un conflitto di interesse o no? No, assolutamente, ma questo è già stato risolto, nel senso che è agli atti. Non è stata costituita nessuna onlus, c'è un progetto finanziato da Cari Verona nel quale si mettono insieme vari soggetti, ci sono università, svariati comuni, la provincia di Belluno, Confindustria e una cooperativa, anche una cooperativa, ognuno fa una cosa diversa. E l'errore in cui è incorso un consigliere di minoranza nel fare una conferenza stampa forse un po' frettolosa è che lui ha detto che il Comune di Belluno paga questa cooperativa e quindi dà soldi e questa cooperativa è guidata anche da un codice. Il problema è che il Comune di Belluno non paga questa cooperativa, non ha acquistato nessuna prestazione, la cooperativa quindi fa delle azioni a sue spese, altre gliele fa fare Cari Verona, che è una fondazione che tutti conosciamo, quindi non ci sono risorse pubbliche che vengono utilizzate a favore loro e quindi nessuno ci ha guadagnato niente e ha avuto nessun vantaggio. Il Comune di Belluno sì, ha avuto un vantaggio perché noi finalmente possiamo mettere in piedi una serie di azioni che servono al Comune di Belluno sostanzialmente e che adesso finalmente possiamo vedere realizzate, e cioè il collegamento con varie università. Noi, come sapete, scontiamo il problema di essere un po' marginali geograficamente, non abbiamo l'università, per noi è un grosso problema. Questo progetto ci ha consentito di agganciare più di un'università e prossimamente ci saranno anche delle sorprese credo interessanti, e riusciamo a mettere in piedi un ufficio di europrogettazione, finalmente dopo anni che mi sono preso le critiche della minoranza che diceva non abbiamo ancora un ufficio di europrogettazione, e hanno perfettamente ragione, si dice sempre che lasciamo i soldi in Europa, non andiamo a prenderceli e noi ce li vogliamo andare a prendere. Abbiamo vinto questo bando, siamo arrivati primi in Veneto, è arrivato il presidente di Cari Verona a presentarlo, insomma, abbiamo avuto un grande riscontro. L'altro giorno eravamo in Austria insieme a Ciambetti della regione del Veneto, dove abbiamo presentato il nostro progetto a dei partner internazionali e si stanno creando partnership internazionali.
il capogruppo in Consiglio Comunale quindi sostanzialmente guida una cooperativa che non ha nessun vantaggio da questo progetto da parte del Comune di Belluno, primo, in secondo non si è mai occupato di questo progetto, non ha mai votato un atto che lo riguardasse, quindi sostanzialmente d'altronde tutti gli atti non avrebbero il parere di regolarità e di legittimità da parte dei dirigenti e del segretario generale, che ovviamente fanno... E dice già a monte c'è... No, non solo, ma io aggiungo una cosa, è bene che ce lo diciamo anche per chi sta a casa. In un comune come Belluno, dove abbiamo 35.000 abitanti, è sempre successo, io sono alla terza legislatura in comune di Belluno, prima ero all'opposizione, poi ho fatto il sindaco, ci sono sempre stati consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione o assessori che hanno necessariamente dovuto incrociare le proprie vite professionali con il comune. In una città di 35.000 abitanti, chiunque sia imprenditore, funzionario, direttore di qualche cosa, prima o poi gli capita, e siamo sempre stati tutti attenti a fare in modo che questa persona non interferisse in alcun modo, fosse assente alle votazioni. I dirigenti, i segretari generali controllavano questa cosa qui, gli stessi revisori dei conti, e questo è avvenuto sempre, anche quando non ero sindaco io, è una cosa che succede normalmente. Se ci sono dubbi però, e questa è l'unica cosa che mi ha dato molto fastidio, se ci sono però dubbi, innanzitutto si chiede di solito delle informazioni in più al sindaco, all'assessore, almeno io facevo così, quando chi mi accusa oggi era in giunta, quando avevo dei dubbi andavo da lui o dal sindaco a chiedere spiegazioni o al segretario generale, cosa che non è avvenuta in questo caso qua, si è andati direttamente sulla stampa. Oppure viceversa, e anche questo l'ho fatto, quando ho avuto dei dubbi più seri, ho preso carta e penna, non sono andato in televisione o ai giornali accusando nessuno di qualche cosa di cui non ero sicuro, ho preso carta e penna e ho scritto al segretario generale o addirittura alla Procura della Repubblica perché verificasse. E io dico, se ci sono questi dubbi, perché non vanno in Procura della Repubblica? Io vorrei che ci andassero. Senta, ma quindi venerdì, in merito a questo lei ha parlato di fango, si muoverà in qualche modo? Ma insomma, questo lo valuteremo, non lo so. Adesso onestamente mi interessa invece che venga capita e conosciuta in modo più puntuale tutta questa vicenda. Faccio l'avvocato del diavolo, lei dice non c'è nessun, non è stato pagato, quindi non viene pagato dal comune. Non è comunque evitabile, da evitare che il nome di un capogruppo rientri all'interno di per la maggiore trasparenza, o anche per evitare questi dubbi? E infatti il nome di questo capogruppo non c'è da nessuna parte, non ha mai preso parte a nessun atto, è sempre stato assolutamente ai margini. E aggiungo una cosa, chi oggi accusa avrebbe dovuto andare a vedere quali sono gli appalti che il Comune di Belluno ha dato nel corso di questi 7 anni da quando sono sindaco io, e avrebbe scoperto che questa cooperativa, che dà lavoro a 400 bellunesi, non è piccola, è una grossa cooperativa, paradossalmente per il Comune di Belluno non ha avuto praticamente mai appalti, qualcosina in passato ma veramente molto piccolo, quando altre cooperative invece hanno avuto lavori molto grossi, appalti molto grossi. Città. Faccio ancora sempre l'avvocato del diavolo. Allora, lavori pubblici, l'accusano di ritardi, sì. Lavori alla piazzale della stazione e poi le scuole Gabelli, è stato annunciato entro ottobre, ma sarebbero dovuti partire entro agosto. Hanno ragione. Questi due verissimo elementi. Questo, è verissimo, perché questi progetti sono tutti progetti inseriti nel grande progetto della rigenerazione urbana, bando periferie, che movimenta a Belluno oltre 40 milioni di euro, cioè 36 milioni della rigenerazione urbana più altri interventi per la riqualificazione dell'ex Banca d'Italia, e sono lavori per i quali noi eravamo pronti da parecchio tempo, pronti a partire. Il precedente governo purtroppo ha avuto quella malaugurata idea nel decreto mille proroghe di fare un articolo che ha congelato le nostre... Il famoso congelamento. Il famoso congelamento, ci hanno bloccato i fondi che noi già avevamo e che già stavamo spendendo, ce li ha bloccati dicendo ve li blocchiamo per 2 anni, c'è stato tutto un tira e molla, una serie di polemiche eccetera, alla fine siamo riusciti a spuntarla, quindi siamo ripartiti, ma abbiamo perso un anno. Abbiamo perso un anno e siamo stati danneggiati innanzitutto perché le procedure le abbiamo dovute bloccare, ma perché per esempio nel caso della stazione che doveva essere risistemata, c'era già una ditta che aveva vinto l'appalto, che era pronta a partire con i lavori e non è riuscita a partire nei 180 giorni previsti dal contratto perché era stato congelato il contratto da parte del governo, e adesso questa ditta ha rinunciato all'appalto e quindi per noi si apre tutta la procedura da capo, per cui dobbiamo riaffidare, quindi tempi burocratici assolutamente, abbiamo perso, per essere rimasti fermi un anno abbiamo perso quasi 1 anno e mezzo. Noi d'altronde i lavori li abbiamo già iniziati da varie parti. Sulla scuola Gabelli ricordo che abbiamo firmato non più di 10 giorni fa il contratto di lavoro, il contratto con la ditta, e che la consegna lavori viene fatta entro ottobre. Siamo in chiusura, però le chiedo anche un altro tema importante per Belluno, cioè il Nevegal. La Regione chiede che il Comune torni a essere proprietario degli impianti, lei ha detto di no, perché?
No, io ho detto di sì. Io ho detto di sì, nel senso che la Regione del Veneto, abbiamo fatto una riunione l'altro giorno, è una riunione che aspettavamo da maggio, molto importante per noi per sapere la Regione cosa vuole fare. La Regione ci ha detto che ha fatto uno studio che dice che ci vogliono 12 milioni di euro per salvare gli impianti. Ce lo aspettavamo ed è il motivo per il quale noi intanto ci siamo mossi con dei privati per vedere di rilevare eventualmente gli impianti e mandarli avanti, e per questo abbiamo messo mezzo milione di euro come Comune di Belluno. La Regione dice ci vogliono 12 milioni di euro, alla riunione non lo hanno detto, ma poi sulla stampa hanno detto li mettiamo noi come Regione del Veneto purché gli impianti siano pubblici. È una grandissima notizia, per noi straordinaria, speriamo che sia realistica. Io stamattina ho avuto un incontro con gli impiantisti che hanno detto perfetto, nell'arco di qualche giorno se vuoi ti possiamo trasferire la proprietà gratuitamente degli impianti al Comune di Belluno. Entro pochi giorni? Potenzialmente sì, a me basta che mi confermino il contributo, cioè se la Regione mi manda la lettera e mi dice sì è confermato, ti diamo 12 milioni, nell'arco di qualche giorno posso avere la proprietà degli impianti. O per noi o per la stessa Regione Veneto, che sarebbe ancora meglio perché velocizzerebbe ancora di più le procedure, perché se la Regione se li prendesse in carico, gli imprenditori glieli regalerebbero subito, loro potrebbero fare subito 12 milioni di euro di interventi e si potrebbe tornare a sciare. Questa è una buona notizia, notizia, quindi seguiremo anche questo sviluppo. Allora io ringrazio, il tempo è tiranno come sempre, ringrazio il sindaco di Belluno Jacopo Massaro per averci dato anche le sue risposte, anche con molta franchezza insomma, su queste cose. Grazie a voi per averci seguito, allora arrivederci. Arrivederci.